un mazzo di fiori per ricordare l'ennesima vittima di femminicidio. A perdere la vita Dorimalla, 39 anni, che viveva in questo appartamento assieme al marito cinquantenne che l'ha uccisa a colpi di martello. Un'aggressione brutale, tra l'altro mentre i bambini, due figli della coppia, 9 e 13 anni, si trovavano al piano superiore, quindi hanno sentito le urla della madre colpita più volte appunto dal marito, dal compagno, fino a che poi c'è stato il silenzio. È stato l'uomo a chiamare direttamente i carabinieri e costituirsi. Adesso i ragazzini sono stati affidati a un parente. Gezzin Malla è rinchiuso al carcere di Vicenza, una tragedia arrivata al culmine di un litigio, l'ennesimo tra i due che pare fossero sul punto di separarsi. Forse proprio questo non accettava il cinquantenne, operaio in un'azienda del Bassanese, che si è accanito con una brutalità inaudita contro la moglie Dorima. Sotto shock la comunità di Pove del Grappa, dove la coppia e i due figli vivevano da 4 anni. Il sindaco Francesco Dal Monte è stato tra i primi a recarsi in via Bastianelli, in pieno centro paese, domenica sera, appena saputo cos'era successo. Ha voluto vedere i ragazzini che si erano rinchiusi in bagno, terrorizzati. Stiamo parlando che i due bambini che in un attimo praticamente sono rimasti di fatto orfani. I ragazzini chiaramente stanno lavorando, tutti gli assistenti sociali, tutto il sociale, per creargli un minimo di equilibrio, stabilità, anche se non è sicuramente facile, perché immagino che pur non sapendo magari cosa sia successo, ma l'hanno capito, non sono piccolissimi. Anche perché Quindi pare che sia stata proprio la più grande, la ragazzina di 13 anni, a chiamare, a chiedere aiuto a una parente. sì, come dicevo, è tutto in mano alle indagini dei carabinieri. Sono 25 le vittime di femminicidio in Italia da inizio anno a oggi, numeri che fanno accapponare la pelle.